Devo ringraziare diversi che sono intervenuti durante la discussione odierna, perché mi hanno dato ulteriori spunti e mi hanno permesso di aggiungere motivazioni e anche di togliere un po' di attenzione o fascino che mi aveva causato la relazione di minoranza di Ziberna e che avrei utilizzato quasi interamente per fare il mio intervento. Noi, politica, antipolitica, sinceramente non vediamo la differenza. Se raffinati ed esperti politici e amministratori ci hanno portato all'indiscutibile stato di generale emergenza e precarietà che tutti possono sperimentare nelle semplici attività quotidiane, allora imporre un rinnovamento generalizzato ci sembra a dir poco doveroso. E questo non tanto per sostenere il principio del nuovo per il nuovo, ma perché la situazione generale ce lo impone. Per noi è da sempre, e non facciamo gli acari di nessuno, sosteniamo che in assoluto 2 mandati comprensivi di qualsiasi carica siano più che sufficienti per dare il contributo necessario al progresso o alla amministrazione, alla politica di questa nazione. Quindi entrare nel merito di mandato più, mandato meno, 2 mandati consecutivi per la carica del sindaco, che significa che tra l'altro non vedo quale sia, come questo possa andare anche a interferire un po' con il desiderio o la possibilità di un qualsiasi sindaco di venire in qualche modo limitata la sua presenza in amministrazione. Se il limite è solamente di 2 mandati consecutivi, uno salta un giro e poi si ripresenta, ed ecco fatto. Non è questo che cambia in modo drastico la possibilità dei cittadini o degli amministratori di essere presenti e esercitare il potere, come giustamente ha ricordato il consigliere Agnola, l'immenso potere che è stato deciso di dare ai sindaci nell'attuale modalità che vige in Italia. Quindi 2 mandati, sì, ma in assoluto. Una persona che in 5 anni non è in grado di diventare produttivo e programmatico e ha bisogno di 5, 10, 15 per diventare efficace ed efficiente alla propria amministrazione, riteniamo che forse potrebbe anche aver sbagliato mestiere. Perché certo, non è una posizione semplice, non è una posizione che si impara a portare avanti in pochi mesi, ma di sicuro in 5 anni uno deve poter essere in grado di gestire nel pieno delle sue capacità. Poi, per quanto riguarda soprattutto le obiezioni sollevate rispetto alle quote rosa, come vengono chiamate, seppur apprezzando le parole dette dal consigliere Ziberna nella sua relazione, dove sostiene che sicuramente non è con questi obblighi che si facilita l'accesso delle donne alla politica, mi piacerebbe sottolineare che i condizionamenti o non condizionamenti delle donne che decidono o non possono occuparsi di altro oltre che alla famiglia in modo
pieno e soddisfacente, forse possono essere aiutati, forse tra virgolette, con l'obbligo di comporre le liste con una certa proporzione, in modo da far rendere conto anche l'altro genere che alcune volte certi sacrifici vanno fatti da entrambe le parti. Naturalmente i provvedimenti che ha suggerito Ziberna, tipo gli asili vicino ai luoghi di lavoro o facilitazioni, sono tutti provvedimenti che sarebbero benvenuti. Questo un po' però mi stupisce, perché Ziberna parlava di noi e non mi pare che questi noi nella scorsa legislatura abbiano messo in atto provvedimenti. Noi non c'eravamo. Se parla di noi... No. In ogni caso, provvedimenti di questo genere sono sicuramente provvedimenti in qualche modo costosi, che impiegano risorse, che dovranno essere spartite con le poche risorse che sono disponibili per aiutare, sostenere e sviluppare tutte le esigenze che si presentano in questa regione. Ora, se non c'è una sufficiente rappresentanza che abbia a cuore un certo genere di politiche, è ovvio, o è possibile, che queste non siano più priorità, oppure che vengano sorpassate da altre sostenute da interessi più direttamente compresi. Quindi, per fare in modo che il sostegno all'occupazione femminile venga e diventi un tema di pari dignità rispetto ad altri discorsi, ci vuole che ci sia un numero sufficiente di donne che possano sostenere e promuovere questo genere di interventi. Per arrivare a questo riteniamo che assegnare delle quote e quindi in qualche modo obbligare le donne di mettersi in gioco sia un mezzo sopportabile al fine di ottenere una maggiore rappresentanza. Grazie. Grazie, consigliere Bianchi. Grazie Presidente. Oggi avrei voluto parlare solo di treni, ma tant'è. La ringrazio per dare la parola a uno dei 5 ascari della sinistra, che però a ben vedere sono un po' più di 5 se andiamo a contare tutte le volte che i consiglieri di centrodestra hanno votato a favore dei disegni di legge della Giunta in questa legislatura. Ma per quel che mi riguarda mi auguro che non si tratti di casi sporadici, ma che sempre più spesso si raggiunga risultati di questo tipo. Significherebbe aver raggiunto un risultato trasversale e che quindi si sia usato del buon senso nello scrivere i testi, unico metro che utilizziamo per votare una legge, un emendamento o una mozione. Bene, non possiamo non contare come, se non fosse stato per un atteggiamento alquanto discutibile del centrodestra, anche in questo caso si sarebbe raggiunto quell'ampio consenso trasversale, lo stesso consenso che questo disegno di legge ha ottenuto per il 90% delle sue parti e che per colpa di un articolo ci ha visti impegnati per 4 ore in commissione a parlare del nulla. E badate che dico nulla non a caso, perché uno degli emendamenti, e precisamente il 28.2 presentato in commissione, così recitava: al comma 2 dell'articolo 28 la parola unica è sostituita dalla parola unica. Poi volevate anche che non fossero ritirati questi emendamenti. Se quando ci hanno affidato la maglia nera della produttività in regione ne andavo fiero, perché a differenza da altri significava che non avevo sottoscritto e firmato una legge, quella sui costi della politica, adesso potrete capire quanto mi sento orgoglioso di poter indossare quella maglia che in realtà non spetterebbe a me o ai miei colleghi in ogni caso, ma ad altri. Come avrete notato non ci piace tanto partecipare al battibecco tra destra e sinistra, ma se veniamo tirati in ballo balliamo. E mi consenta, Presidente, una breve digressione, se vuole la consideri pure a titolo personale,
Digressione, sì. Se vuole la consideri pure a titolo personale, ma mi creda, ha una sua logica e un suo perché in questo dibattito. Ho provato a cercare la definizione di Ascaro, parola usata spesso in politica, ma si sa, è meglio essere precisi e specifici in questi casi, e dopo una ricerca ho trovato una definizione. Parlamentare che appoggia la maggioranza di governo senza avere precisi riferimenti politici o ideologici. Bene, il consigliere Bruno Marini, eletto nel 1992 nelle file della Democrazia Cristiana, nel 1993 fonda il gruppo Cristiano Popolare di Trieste, componente espulsa dalla DC. Poi eletto consigliere regionale nelle file di Forza Italia e infine eletto nelle liste del Popolo della Libertà nel 2013 per passare nel gruppo misto a fine luglio dopo appena 3 mesi di questa legislatura. Ora non si sa sinceramente se sono il nuovo centrodestra, il vecchio centrodestra, magari aspettiamo che il buon Silvio parli. E meno male che è Grillo il pericolo per la democrazia. E qui mi ricollego anche a quanto ho appena sentito dal presidente Sciaurli che dice a lui non piacciono i partiti, one man show. Ricordo che abbiamo passato gli ultimi 10 giorni con parlamentari del PD che sventolavano a destra e a sinistra mozioni di sfiducia al ministro Cancellieri per la vicenda Ligresti. Poche ore fa 150 parlamentari hanno votato a favore di una mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, tutti gli altri hanno votato contro quella mozione e quindi parlare di one man show mi sembra quanto mai inopportuno. Vabbè, hai tirato fuori. No, vabbè. Quindi capiamo l'attacco del consigliere Marini, in effetti chi lo dice lo sa di essere e questo non è mai stato smentito. Ma torniamo nel tema. Come posso tacere il fatto che il Popolo della Libertà... Ho finito. Come posso tacere il fatto che il Popolo della Libertà è venuto in commissione sostenendo le posizioni del CAL, che però era favorevole alla norma, ma riteneva che dovesse entrare in vigore nel 2018 per evitare che venissero cambiate le carte in tavola a qualcuno. Bene, a parte il fatto che abbiamo sentito per non so quante ore quest'oggi che non si dovrebbero prevedere 2 mandati per i sindaci e che quindi dovremmo fare evidentemente pace col cervello e decidere se una norma che va bene dal 2018 perché non va bene da subito, non posso esimermi dal sottolineare che in questa Aula abbiamo almeno 8 consiglieri eletti nelle file del Popolo della Libertà, ma credo che valga per molti altri del centrodestra, che in febbraio non hanno potuto votare per il Popolo della Libertà per coerenza. Infatti, in una di queste manie di protagonismo, con l'intento di raccogliere ancora pochi voti che rimaneva al presidente Berlusconi, lo stesso ha presentato uno dei suoi contratti con gli italiani, ce l'ho qui, è il patto del parlamentare, in cui venivano segnati ben 6 punti. Tra questi c'è anche l'obbligo, quantomeno l'impegno a votare il dimezzamento degli emolumenti, in quel caso si parlava dei parlamentari, ma soprattutto l'obbligo a impegnarmi al servizio del Paese per non più di 2 legislature a partire da questa. Ora, dove è finito il pericolo della democrazia? Dove è finito il mancato diritto degli elettori a decidersi i migliori rappresentanti possibili? Carta straccia? Non che avessi dubbi, tant'è che se sono al Movimento 5 Stelle c'è un motivo. Noi abbiamo una posizione netta e chiara sui mandati elettivi e siccome siamo contro a chi vuol fare della politica il proprio mestiere, perché siamo fermamente convinti, come il presidente Berlusconi quando presentava questo patto del parlamentare in TV e che lui stesso ha avuto il coraggio di dire che è ora di finirla con chi fa la politica per interessi personali, solo vogliamo che è meglio. Ma siccome è detto da uno che non ha molto, siccome è detto da uno non ha molto senso, detto da chi cerca di dire quello che fa e di fare quello che dice, riteniamo di andare avanti con la nostra idea e posizione. Perché se è vero che è giusto un ricambio, riteniamo sinceramente una presa in giro chi sostiene che è d'accordo con il fare per 2 mandati il consigliere comunale, magari il vice sindaco, magari l'assessore per 2 mandati, il sindaco per 2 mandati, il consigliere regionale per 2 mandati, 2 mandati il parlamentari, eccetera, eccetera, eccetera. Non possiamo essere noi a difendere un non cambio, che sarà solo di facciata, ma per questo non presenteremo 62.000 emendamenti all'articolo 4, esprimeremo la nostra posizione e basta. Starà poi alla maggioranza a decidere se saremo noi gli acari o le tarme che piano piano fanno il loro lavoro.
ricordando fino a questo momento che noi abbiamo presentato una proposta di legge che prevede il doppio mandato, anche non consecutivo, per i consiglieri regionali, e che sarebbe stato più opportuno pensare prima a noi stessi e poi ai sindaci. Avremmo avuto certamente un'altra faccia da mostrare ai sindaci che hanno storto il naso di fronte a questo provvedimento e che avrebbero accettato sicuramente più volentieri una norma a loro discapito, se così possiamo dire. Ultima considerazione, l'ho già fatta e espressa in commissione e ci tengo a ribadirla perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. È ora di finirla e di dire che se andremo a votare solo la domenica ci saranno persone o lavoratori che non potranno andarci, soprattutto chi lavora nei centri commerciali aperti dalle 9 alle 9 di sera, perché ricordo a tutti che abbiamo votato qui un voto alle Camere per far cambiare una legge, basterebbe impegnarsi con i propri parlamentari a Roma affinché quella legge venga cambiata e vedrete che per la prossima primavera non ci sarà più quel pericolo e sarà solo un falso problema. Grazie. Bene, allora la parola al Presidente Tondo. Allora, abbiamo ascoltato un dibattito molto approfondito sulle ragioni per mantenere il terzo mandato, sulle ragioni per ritornare al limite del secondo mandato, ma anche grazie al dibattito approfondito ci siamo resi conto che veramente stiamo parlando quasi del nulla, perché se in un articolo si inserisce la parola secondo mandato consecutivo, questo fondamentalmente non limita quasi niente, perché nulla impedisce che un sindaco che ha già sostenuto 2 mandati faccia un turno di riposo e si ripresenti. Soprattutto se è un sindaco tanto amato, verrà sicuramente rieletto. Ora la nostra posizione, che ne dica chiunque, non è a sostegno della maggioranza, a sostegno dell'opposizione, è a sostegno delle nostre posizioni. Noi da sempre, e anche l'argomento viene utilizzato anche per giustificare questa limitazione, ma noi l'argomento lo sosteniamo e ci crediamo veramente, noi siamo sostenitori di un ricambio nella gestione dell'amministrazione e quindi limitarsi a evitare più di 2 mandati consecutivi e quindi non agire in profondità, non avere il coraggio di mettere una parola definitiva sul numero effettivo di mandati che un sindaco, un consigliere, un assessore, chiunque può fare, allora questo significa impuntarsi oppure portare avanti delle ragioni in maniera non approfondita, non realmente volti alla posizione di un cambiamento, di una posizione a sostegno delle motivazioni per cui si richiede la votazione di questo. Per cui noi, con questo emendamento, chiediamo che la parola consecutivi venga soppressa per dare efficacia a quanto generosamente spiegato dai sostenitori si vuole affrontare con questo articolo. E noi prendiamo molto seriamente quello che andiamo ad affrontare con gli articolati, con le leggi, e quindi siamo convinti, assertori e supportiamo quando si vuole dire di favorire il ricambio, di favorire l'approccio dei giovani all'amministrazione, alla vita politica e lasciando possibilità di far entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta non ci sembra sufficiente per garantire quanto si vuole affermare. Ecco, grazie. Frattolin, prego. Grazie. Io devo fare solo un chiarimento per evitare strumentalizzazioni politiche o mediatiche
alla nostra posizione. Allora, noi siamo fermamente convinti dei 2 mandati, siamo fermamente convinti che in questa regione ci siano persone con capacità tali da garantire un ricambio delle nostre amministrazioni dopo 10 anni e siamo stufi sinceramente delle finte riforme, siamo talmente stufi appunto di queste finte riforme che se il nostro emendamento non verrà approvato noi non approveremo l'articolo 4 che di fatto non cambia nulla. Grazie. Intanto volevo rassicurare Riccardi che se si vuole, da parte nostra c'è la piena disponibilità a mettere 2 mandati per i sindaci e 2 mandati per i consiglieri regionali, per cui noi la sosteniamo guardi, su questo tema e accogliamo anche le richieste di uniformare. Poi vorrei rispondere anche in maniera bonaria, so che non era un attacco personale a Marini e anche il nostro non voleva essere, voleva mettere in luce solamente alcune criticità che non vogliono essere di stimolare diciamo una reazione violenta, anzi siamo qui proprio perché non vogliamo che il malcontento si tramuti nella violenza. Siamo qui per cercare di riportare il malcontento in una situazione democratica e siamo qui grazie a voi o grazie a quelli che erano prima, che non sono stati in grado di amministrare come bisognava amministrare. Allora noi non siamo l'antipolitica, noi siamo il frutto di quelli che hanno fatto la vera antipolitica. Quando si parla di partecipazione, no? Si vuole limitare a 2 mandati, si vuole limitare la partecipazione, ha detto prima Colautti, ma noi dobbiamo limitare la partecipazione di quelli che sono già qui o sono stati 4 mandati qui, senza indicare, scusi, non volevo, di quelli che sono stati 4 mandati e noi vogliamo aumentare la partecipazione di quelli che sono fuori di qui. No? Allora, vorrei dire una cosa, visto che poi ci sono state molte accuse su di noi, no? C'è stato qualcuno prima di me che ha fatto un bel discorso, mi piaceva leggere. Allora, i giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo. Quali esempi si è dato ai giovani? Quale esempio è stato dato dai politici o dalla società? Questa mattina il consigliere Pustetto ha usato, secondo me, un termine importante per quando si parlava dei diritti dei minori. Ha parlato di valori. Quello che è stato insegnato in questi anni è stata la divisione. Si è messo sempre in luce quello che divideva. Per superare le crisi o si supera tutti insieme o non si superano le crisi. Noi qui, avete visto su varie mozioni, non abbiamo voluto creare divisioni, abbiamo cercato di votare quello che ci sembrava giusto. Allora, poi volevo anche rassicurare sempre Marini, insomma questo qua magari lo vedremo domani, la domenica si può andare in chiesa anche la sera o vale anche il sabato sera eventualmente se uno non riesce ad andare in chiesa. Poi c'era anche una famosa persona che ha detto, dico subito chi è, Carlo Maria Martini, e secondo cui dopo 10 anni bisognerebbe cambiare la propria attività, e lui l'ha fatto, è stato molto coerente nell'arco della vita. E poi avevo trovato prima una piccola citazione, diceva: diamo fiducia ai giovani. Noi non vogliamo dire che tutto quello che è nuovo è giusto ed è bello, è vero, però mi sembra che in questi anni neanche quello che è tutto vecchio e che è stato mantenuto non era molto bello, e soprattutto non è stato dato spazio ai giovani. E vorrei leggere ancora quello che diceva Carlo Maria Martini. Lui diceva: diamo fiducia in ciò che è nuovo, in ciò che viene che viene ora nel mondo. Facciamo sì che questa fiducia sia condivisa da molti.
l'avvenire è sempre stato di minoranze forti, non di masse passive attratte solo dal gusto di ciò che piace. Questi giovani vanno aiutati, sostenuti, incoraggiati e bisogna dargli spazio. Prima il consigliere Paviotti l'ha spiegato molto bene e io condivido molto quello che è stato detto. Vorrei inoltre aggiungere un ultimo punto. Noi non vogliamo essere la stampella di nessuno, per cui, come si vedrà da questa votazione, noi votiamo per quello che è giusto e per quello che pensiamo sia il bene dei cittadini. Grazie. Bene, grazie. Ricordo che